Gli è arrivato lo canta storia siciliano Ciccio Busacca per farvi sentire tutta la storia dello bandito Giuliano. Voglio cantare con senso sereno, tutto quello che fece Giuliano. L'uomo che per 7 anni non vede meno, fece tremare sotto le sue mani. E per dire che tu fu importanti, lo intitolarono Re dei Librecanti. La guerra, signori, è stata. La guerra rovinò a Torino e rovinò tante altre gente povere. Tutti ne ricordiamo che in tempo di guerra mancava lo pane. La fame è una brutta cosa. La fame è una cosa che non si può sopportare. Le ricchi lo pane lo davano alle cane, le povere lo desideravano. Ma oggi voglio provare se veramente sono nato con la mala sorte. Dissi, stavolta ci togno la morte, a cui leva la panza le dritte, così dicendo si intese più forti. E parte con le denti stretti. Stavolta era armato Giuliano d'una pistola a portata da mano. E dissi, oggi a cui mi levo lo pane ci levo la vita. Con queste intenzioni è partito Giuliano, carica lo frumento e piano piano stava tornando in casa. Lo meschino, ma durante la strada ci incontrano di due carabinieri per destino. Sentite la fortuna, sentite amici. Lo frumento ci fecero posare e a sparto volevano arrestare. Maturi, quando ci vide pigliare la ferra per poterlo incatenare, meschino non si potette più frenare. Intise un fuoco dentro la sua cuore, poi con svertizza incomincia a sparare. Cavolo di Gesù di colpo morì. L'altro fu ferito gravemente e Giuliano scappava lestamente. Ma una guardia campestre già presente spara contro Tore sullo stante e Tore fu ferito ma leggermente. E s'allontana di canti. Incontra un amico lo gioventuri e si vanno a chiamare lo dottore. Amico, signori,
lo porta sotto un ponte e parte di corsa. E torna di corsa Giovanni insieme allo dottore, lo medico, che era un gran signore di notte e notte. Parte a medicare a due picciotti di tanto valore. Che risica la vita per mangiare. E non appena tu fu guarito, parti in montagna a fare lo bandito. Sentite che succede? Allo 1943, lo 15 ottobre. Torino che non c'era abituato, dalle montagne a fare lo bandito. Passando un mese s'aveva stancato e torna in casa lo giovine ardito. Sentite amici, sentite. Lo pensate quando Turiddu arriva, la madre come se lo braccia, figlio, figlio, perché ti sei rovinato? Perché ti sei rovinato, figlio mio? Guardami un bacio, dimmi la verità. Ma Tori, per incoraggiare la madre e calmare le lacrime, ha detto: madre, fai coraggio, vuol dire che il mio destino è questo. Piuttosto, sento fame, madre, preparami da mangiare. E mentre io mangiava, sentivo il rumore attorno alla casa. Padre, padre, diceva Turiddu, affacciate, mi sembra che sento un rumore strano, un rumore che non mi piace, padre. Affacciate, vedete che cosa succede. Lo padre affaccia dalla finestra e vede la casa circondata dalla legge. Tremava lo padre: figlio, figlio, qualcuno ti ha fatto la spia, qualcuno ti ha tradito, figlio mio, la casa è circondata, ti arrestano. Tremava il padre, tremava, ma di corsa a suo figlio ammucciava dal nascondiglio che sicuro aveva scavato dentro a un muro. Si trovava guerrero un quadro e niente si vedeva, la legge trasi e lo cercavo invano. Allo bandito Tori Giuliano, dopo lo maresciallo, amici cari, ordine dese a due carabinieri allo padre di Tori, fece arrestare. E si lo porta a commodi severi. Tori dopo successa sta scenata, disse a sua madre: non stare scandata. Coraggio, madre, mio padre tornerà in giornata, e se mio padre non torna in giornata, ti giuro, madre mia, matruzza amata, che con mia sbagliano la partita, se do mio padre non torna in giornata. A 4 uccidevo la vita. Sembrava che scherzava, sentite. Difatti all'indomani ritornavo a Montelebre, Tori a s'ammucciavo.
Signore, 24 ore hanno passato. La parola di Turi era un atto. L'indomani notte Turi ritorna al paese. Si informa che il padre non era ancora uscito e si nasconde. Turi, da un punto scuro si appostava, caricato di nervi e di corrio, e dopo un quarto d'ora che aspettavo. Sentite, amici, sentite. La battaglia in servizio ne scio. Piglia la mira, tira lo grilletto. E a tutti noi ci sbuca lo petto. Signori, ormai Turiddu era un uomo perduto, perseguitato dalla legge al 100%. Tutti i delinquenti che sentivano il nome di Turi Giuliano se ne vanno in montagna. 4 oggi, 4 domani, 4 dopodomani, la banda cresceva. 24 dicembre del 1945. Era Natale e Turi Giuliano pensava alla famiglia lo meschino, guardava Monte Lepre di lontano e aveva lo cuore da Marizzacchino, perché pensava che già bella festa la doveva passare alla foresta. Se è vero che avete coraggio, scendiamo in paese tutti insieme a festeggiare la festa. Non si sa mai quello che può succedere. Oggi siamo in libertà, domani siamo in carcere. Oggi siamo vivi, domani siamo morti. E allora tutti in paese a passare la festa di Natale. Mentre Turiddu radunava la banda in montagna, il maresciallo radunava i carabinieri in caserma. Dunque ragazzi, non credo che Turiddu la passerà in montagna la notte di Natale. Allora, tutti al vostro posto, speriamo che tu riscendi e così lo possiamo intrappolare tutti. Così, signori carabinieri, si appostano. Non appena i briganti arrivano ci danno il fermo. Ma che pensate? Che i briganti si possono arrendere con una sola parola e incominciarono a sparare. Quella notte è successo una vera guerra, morti e feriti ci furono in terra. Però la legge è sempre legge. Sono stati arrestati tutti i banditi, tutti completamente. No, Giuliano scappavo della rete e disse ai compagni non trovati che quando primo giuro che saliti Turi Giuliano liberati. Ora si trucca di giudice istruttore, aveva un bel personale, non era tanto istruito, la quinta elementare aveva, però aveva una buona parlentina, aveva letto diversi romanzi, i documenti ce l'aveva a regola, di dove l'aveva preso non si sa. Buongiorno. Sono il giudice istruttore, sono venuto per interrogare i detenuti che hanno portato questa notte e mi hanno detto che appartengono alla banda di Turi Giuliano. Prego, signor giudice, si accomodi, fra qualche minuto ci farò arrivare i detenuti. E lo pensate man mano che arrivano i detenuti, quando conoscono il loro Turiddu, e tu da questa parte? Fai silenzio, cretino. Assassini sdesolorati, cerco di sistemarvi tutti. Incomincia a interrogarle, signori, ma man mano che l'interroga ci fa portare qualche lima nelle celle. Così Turiddu se ne va indisturbato, i detenuti sono stati rinchiusi nelle loro celle, ma durante la notte ognuno ha il suo lavoro. Hanno segato le sbarre,
le sbarre serrano, che libri in montagna ritornano, allo so bello capo s'abbrazzano, e della gioia tinnono un festino, gridano tutti, e viva Giuliano! Che sappia fare le cose a puntino, e di Torino vinno abbrazzati di vero cuore come tanti frati. Tutti signori l'indomani liberi in montagna si abbracciano Torino, Torino, tu solo potevi avere questa capacità. Sei veramente una cannonata. Io, la colpa è mia se vi hanno arrestato e io vi ho liberato. Comunque questo non conta. Conta quello che deve venire incominciando da domani. Si devono fare cose pregiate. Quali sono state queste cose pregiate? Di l'indomani in poi fono tastate tutte le ricche per come sapete e con i sordi vi non aiutati. Diversi pure di periti, per i poveri era un protettore e per i ricchi lo vero terrore. Signore, tutti i giornalisti sono partiti per intervistare a Torino, per fotografarlo nelle montagne. Tanti ci sono riusciti, tanti non l'hanno potuto trovare, ma fra tutte quelle che l'hanno trovato, l'ha trovato anche una bellissima signora. Era svitisa e bella a pennatura, come una rosa dalla primavera, e tra i monti pieni di frescura. Amore già con la stranera, ma mentre tu si sentia felice, sentite che successe cari amici. Mentre tu, signore, si faceva l'amore con la giornalista, il maresciallo preparava la trappola. Un confidente. Giovanotto, so che tu sei veramente un uomo capace. Vediamo se sai mostrare la tua capacità. Vediamo se sei capace di farmi pescare a Turi Giuliano. Parti in montagna, ti arrolli nella sua banda, finta di essere un bandito e mi porti le notizie di tutto quello che ha fatto Rito. Lo giovane da senza scarsolino parte per le montagne non sentendo e va satanno più meglio d'un grido e studia avanti lo so cervello di fare esercitare i prestamenti di Giuliano come discendenti. Il giovanotto, signore, senza pensarci due volte, lascia il maresciallo e se ne va in montagna allegro e contento e trova a Torino. Buongiorno Torino, se posso ricevere l'onore voglio essere nella tua banda. Ci dà la mano ma tu lo guarda in faccia. Tu sei un uomo esperto. Giovanotto, stai attento a quello che fai. Mi sembra che hai l'occhio di una vipera. Sapete che significa l'occhio di una vipera? L'occhio traditore. Ma che dici, Torino? Tu mi offendi in questo modo. Io sono venuto nella tua banda per difenderti fino all'ultimo sangue e ti giuro che ti sarò fedele. Così dici tu? Contento tu, contento tutti, ma ti avverto, se sbagli, uno sbaglio nella mia banda si paga con la morte. D'accordo, Torino? Il giovanotto accetta contenti. Però Torino, scarso e intelligente, sopra la banda stava piglianti e come capo sospettosamente.
bidonava di giovani briganti, lo pelonava, lo sorvegliava, sentite. Lo bidonava e viste che traseva dalla caserma. E tu rideva. Dopo un'ora lo giovane ne sceva e Carmo alla montagna ritornava ma non famone, non se lo credeva. Catura a 100 metri lo aspettava. Tu lo chiama e ride e non ci dici come un gagliaste, poveri infelici. Te l'ho detto io che ti pescavo, hai capito come hai cascato? Povero infelici, dove picciottedro giarano si fici, e dello scanto ci mancava la voce, tu ci dissi pile miei nemici. Non c'è perdono, fatti là la croce. Tu giovanotto si inginocchia in vano alle pede di Tore Giuliano. Ma tu non senti pietà per quello infame, signori. Quello in ginocchio è stato vano. Tu con la pistola in la mano non ti sei pietà per Ducaino. Non te la fronte ci spara e piano piano. Tra le monte tornava lo malandrino. Lasciandoci un biglietto che diceva morsi ammazzato perché fu una spia. Poi passava da carta leggia e tanti dicono la gioia gridando che la morte ci voleva la morte, sentite, perché l'infame dava a tutte noia. Però con Giuliano la sbagliavo e di fare l'infame terminavo. Giorno d'origgio lo scaltro briganti, studiando po' da eccellenti. E si presenta con modo importanti. Contessa ricca veramente. L'opportunere fosse istituito di qualche bello giovane bandito. Signora contessa, mi inchino, ci baciò la mano e poi disse: sono Salvatore Giuliano. Solo a sentire il nome di Tore Giuliano svenni. Salvatore, senza che perde la calma, la siede su un divano e poi con lo stesso ventaglio della contessa manda un pochettino d'aria. Con quell'aria rinvenne la bella contessa. Tore ci disse: tutta sta paura, perché la vede lei, signora cara? Io vinni e me ne torno con premura. Però voglio che prima mi prepara. Sentite cosa voleva preparare, sentite. Li
so gioielli di la casciaporti e scanza sto nipote della morte. Lei sola la può liberare. Come? È facile poterlo immaginare, dandomi tutti i gioielli che lei ha nella cassaforte. Eccoti i gioielli. Te li sei guadagnato rubandoli, ma te li maledico. Spero che non appena arrivi nella strada ti devono ammazzare con una fucilata. Tu ricevisci una bella risata dicendo io sono svegliata la mia vita, si tu s'affaccia di la balconata. Che la conquista resta sbalordita. Difatti la conquista s'affacciava e fuori 30 uomini contavo. La contessa, signori, restò sbalordita, però Turiddu quella brutta minaccia non la dimenticavo. Ora sentite un socco combinavo. Lo bello Turi, primo che ne sciù, ci disse alla contessa, ballo ciao. Chi c'entra lo so coggio santo Dio. Sentite che cosa vede al collo della contessa. Se non mi sbaglio sto bello colleri. È tutto chino di brillanti veri. La contessa si fece un passo arrere, trasformandosi un faccia di colori Turiddu ci avvicina e con misteri ci scocca giù gioiello dei valori. E poi ci disse tutto risolenti. Porca miseria, con navassai e poi non avvenenti. Poi, mentre ne esci felici e contenti, sopra un divano, viste l'obrecante il romanzetto d'amori e le stamenti. Zacchetta si lo mise l'obrecante. E poi ci disse cosa facci tosta. Lo leggio e ci lo mando con la posta. Signore se ne va in montagna con tutti i suoi compagni, hanno festeggiato il bel colpo che hanno fatto, ma Turi Giuliano non si è dimenticato che il romanzetto se l'aveva prestato e quando di leggerlo ha terminato, lo libro con la posta fu speduto e la contessa quando l'ha pigliato. Trova un biglietto ad così scrivuto. Sentite che cosa c'era scritto nel biglietto, signore. Ritorna a tutti i cosi prestati, ma mi trattegno le cose rubati. Tante ladrona di poco valore, dai campagni fecero tromari, alle povere affitte zappatori, lo vanno ci poco di denari.
Gli sparti qualche femmina onorata, di ladrona, fosse sonorata. Che volete, signore? Così si dice, niente fare, che niente si sa. Tutto quello che facevano le sdesonorati in campagna lo caricavano a Torino. Ma qualche amico che vuole bene a Torino lo rimprovera. Torino, non ti vergogni a fare queste cose contro le povere contadine. Tutta la campagna piange. Hai maltrattato le donne, robe 20 kg di frumento, 10.000 lire, vergognati tu. Io ho fatto queste cose, ma siete pazzi? Ci sarà qualche banda di malviventi, ma ve lo giuro, se le trovo le ammazzerò e non mi chiamate assassino se lo faccio. Turiddu incontra le malviventi e le ammazza come tante carogne. Le va ammazzando, chi sto so vanno me ne danno e gli ornatori giranno, visto che porti io uno ciancenno due picciriggi, carichi da fanno. Io li chiamavo correndo, li chiama presto, sentite. Io ti do picciriggi ci contano. Io avevo la sorte Giuliano. Signore che sente piangere i bambini e sente quelle brutte parole, mette la mano in tasca, aveva qualche cinquantina di mila lire. Ecco bambini, portatele a casa. E se qualcuno vi domanda, dite che Giuliano va dato i soldi e pregate Dio che quell'infame che vanno rubati i soldi incontreranno sotto la mia mano e sentirete dire come ci va a finire. Addio bambini, addio. Tu rincontravo a Petro con Matteo e presto ma lo sospettavo per chi quando Torino comparivo. Ognuno di Gimbacci si canciava e tu ridissi che ste sono chi t'hanno rubato di tu picciridi. Vi sono rati e miserabili, non vi vergognate a rubare i bambini, non vi vergognate a rubare i poveri della campagna, l'ho giurato. E a uno sarete tutti ammazzati. Turi lo suo fucile ha scarregato, gira e rigira, dopo ancora 4 giorni incontra un uomo anziano. A sto povero vecchio ci rubano una sciccaredda e 6 litri di vino. Se ve la dico, zio Vicente, sogno Torino, non mi conoscete? Lo vecchio lo guardavo se ci credete che non ti sdegno e con l'occhio sbarrate, sì, ti conosco, reveli banditi. Il ladro di tanti poveri affamati. Sentite amici, sentite la rimproverazione. Ti macchiasti l'uomo caro Turi e non rubano a cui è tato Turi. Turi signore non se lo aspettava sto rimprovero. Sì, ti conosco come non ti conosco. Ricordo ancora i giorni che ti portava in braccio come un bambino, come un mio figlio. Eravamo vicini di casa, ti ho comprato tante caramelle, dicendo che ero un bel ragazzo, ora sei cresciuto, hai fatto la banda, sei diventato un brigante e mandi i tuoi uomini a rubare a un povero zappatore. Vergognati, dopo Torino, carico d'amori, dese a vecchio 100.000 lire e poi ci dissi parola d'onore.
tutti stampami devono morire. E vi giuro che tu Giuliano, giustizia farà con le sue mani. Tu, Signore, sei lontano. Lascia il vecchio e un po' più lontano tu rincontri a Vincenzo, a Ciccio e a Nino ancora con la scecca tra le mani. Gli ammazza tutti e tre lo malandrino. Poi tu ritorna a straduni e ci tornavo, la scecca lo padrone. L'ho pensato, Dio povero vecchio, quando si vede trovare la scecca. Dio ti benedice, Turiddu, che Dio ti benedice. Sta benedica, zio Vincenzo. Addio, Turiddu, benedetto lo latte che ti ha dato tua madre. Vinni lo 1° maggio, uomini e signori. Giorno che non si può dimenticare. Lo giorno che la stavo tanto dolore. Lo giorno che la stavo lacrima amari. Perché tu giorno come sapete ci fanno morti e ci fanno feriti. Quel giorno ci sono stati 10 morti e 20 feriti. A Portella Ginestra, Sicciti, trovati ancora pezzi insanguinati e 10 nomi di morti leggiti. Canta la grossa pietra su stampati. Tanto si disse capo Giuliano che semenavo le morte in Daggioiano. Dopo sto fatto 3 mesi passano e vosi lo terribile destino calobregante visti di lontano. Carabinieri intrancami un gino e tu ricevo mi dalla strada una grossa mina bella sistemata. E non appena da mina fu toccata, precisamente della prima ruota da macchina fu tutta sfragellata. E ne mossero 7 in una volta. 7 carabinieri, 7 figli da madre, 7 famiglie piangono, Signore, sentite. E tu resta la montagna sarre così fresco, più fresco ancora di le roti. Ma poi pettori stringeno le cose, perché la legge che impegni ci mise lo colonnello Lucca fare vosi rastrillamenti di chigi precisi
già banda potenti di numero calava lentamente. Pettori incominciarono i tormenti, vedennasi mancare le briganti, e studiava l'uomo intelligente. Partire per l'America all'stanti, ma prima di partire si raduna le sue compagne e consigli ci dona. Dunque ragazzi, vedete che per noi altri la cosa è veramente brutta, perché è arrivato il colonnello Lucca, la nostra banda cala maledettamente. Io quasi quasi che incomincio a avere paura, e allora io mi ritiro. Ognuno cercate una strada giusta e cercate di fare i galantomeri, cercate di ritirarvi, spatriare se è possibile. La galera è più peggio di una grutta, tanto che fu di Cristo maledetta, perciò sta banda la dichiaro rotta. Ognuno piglia la strada più gritta, si salutano tutti, s'abbracciano, e se ti stacca Turiddu Giuliano. Turi si preparava l'aeroplano che parte doveva allo mattino, e la madre pregava di lontano. Pisso figlio Turiddu a Corichino, niente sapendo che la mala sorte sott'occhio lo teneva della morte. La madre, sapendo che lo figlio doveva partire per l'America, si inginocchia e prega la Madonna. Madonnuzza bella, aiutate a mio figlio Turiddu, per 7 anni l'avete guardato, aiutatelo ancora tutta stanotte, e domani mattino mio figlio partirà per l'America. L'ultima notte, signore, che tu la passava in Sicilia, dormeva, forse si sonnava che era nel terreno americano, invece era immenso le lenzuola, perseguitato della sorte mala, e mentre in tale sonno si consola, pittori lo si pare o si cala. Sentite amici, sentite, mentre Turi dormeva sonnolento, Pisciotta preparava lo tradimento. Gasperi, senza perdere un momento, visti che lo minuto era giunto, e ci sparavo senza pentimento. Tricolpa dallo cuore bello appunto, all'indomani Turi fu trovato Indra Castel Vetrano massacrato. Non si può dimenticare mai quella mattina, signore. Il 4 luglio
Dillo 1951. La notizia, signori, arriva in tutti i paesi e arriva anche nella casa di Giuliano, nella madre, nei parenti. Non appena arriva la notizia, parte la madre e partono le parenti. Ci fanno gridi, ci fanno spaventi, ci fu una vera scena straziante e tutti i chigi capono presenti. Lacriminita tanti a tanti, lo canto di l'amata genitrice, Ciccio Bosacca in canzone lo fece. Figliuzzo mio, la mala sorte di 28 anni di sì, la morte. Figlio, figlio, e non ci voglio credere che sei morto. Parla quando ti sento e a me comporto. Figlio, figlio, rispondimi, figlio mio, dimmi che non è vero. Dimmi che è un maledetto sonno che stai facendo, figlio. Non ci credo che sono morto. Dacci la voce a sta povera madre infelice. Figlio, la madre la maledici. Altra persona che maledifici. Figlio, 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 L'uomo che ha fatto tremare la Sicilia non si sente più, non si muove, è messo tra una tomba che aspetta la madre che ci porta le ciuri. Tu, Giuliano, resterai il suo nome per sempre nella storia. Così lasciamo alla madre addolorata e Pisciotta fu arrestato. E una giornata per completare tutta la partita la sua persona venne avvelenata. E in una cella ci lasciò la vita. Pisciotta morto nel carcere di Palermo, avvelenato. Fu da mano non si sa niente, lo sape solo Cristo Onnipotente. Ora Busacca dice
quattro parole davvero importanti vi dici di Campari onestamente. Che non conviene a fare li briganti. Perché un brigante con la legge è perso. Lo sa che afferma l'ultimo verso.